Siamo qui con l'esperto giocatore Maggi del Forte dei Marmi. Lo dicevamo prima con Nicola Spezzini, Forte dei Marmi autore di una grande prova difensiva e bravissimo nelle ripartenze, nel far male al Viareggio appunto nelle ripartenze. Ma sapevamo che era una partita durissima perché ovviamente venire a giocare qui contro questi ragazzi della Pumas che sono secondo me preparatissimi e fortissimi, sapevamo che sarebbe stata una partita così e sapevamo di doverla affrontare in difesa con sofferenza. Infatti subito dal primo time out avevamo detto stiamo soffrendo, ma stiamo soffrendo male, dobbiamo soffrire meglio. La sofferenza era alla base della nostra partita di stasera, era la chiave. Quindi soffrire, ripartenze, tiri addosso e è andata a un punto strappato per la salvezza, era quello che ci interessava a noi. 35 anni e una vita, lunedì prossimo dicevi, una vita per le piste, si chiude qui la tua carriera, quali sono le tue emozioni al momento e cosa hai pensato quando, o cosa penserai quando metterai i pattini al chiodo, che quelli però non si mettono mai e tornerai sicuramente a campetti, a giocare, tornei vari, ecco. Un giudizio su questa, sulla tua carriera hockeyistica. Ecco. Allora, intanto grazie per questa domanda che è una domanda fondamentale, è una domanda che ovviamente ci stava e ho iniziato che avevo 6 anni, quindi è 29 anni che gioco quasi e ho avuto la fortuna di giocare anche se poco con la Serie A, Serie B, Serie A2 e sono una persona che quando si mette in testa una cosa la fa e la fa al 100%, quindi sentivo che non era più il momento, il tempo di fare queste cose al 100% e quindi è giusto, c'è un tempo per tutto e il prossimo anno probabilmente darò una mano se qualcuno vorrà alla Serie B ai ragazzetti del Forte, perché comunque pattino al chiodo, come dici te, è difficile mettere, non si mettono mai e vediamo, anche perché poi il fisico regge ma non regge più, ho un menisco rotto, mi fa male l'altro ginocchio, insomma gli acciacchi dell'età ci sono e quindi bisogna anche un po' salvaguardarsi. E quindi niente, grazie di tutto. Volevo finire al Forte, però ovviamente l'ultima partita di campionato non sono convocato perché non ci sono per altri impegni, è stata spostata e quindi ho finito a Viareggio, che comunque anche Viareggio ha fatto parte della mia carriera perché ho giocato qui un anno in A2 e niente, grazie di tutto.